L'incontro di stasera è imperniato su un tema complesso, che è quello del mistero del processo. Trae a brivio dal libro di Salvatore Satta e cercheremo di conversare su quelle che sono le funzioni, che cosa rappresenti il processo e qual è appunto la funzione del processo, sia dal punto di vista ontologico che dal punto di vista teleologico. Dicevo, che cosa rappresenta il processo è domanda di difficile risposta. Cercheremo di discuterne e abbiamo scelto di farlo con un incontro tra culture diverse, operatori del diritto, ma anche letterati e quindi cultori della materia, sia gli uni che gli altri, e ne discuteranno secondo le caratteristiche professionali di ognuno, partendo dalla lettura di un classico. È una formula inconsueta rispetto a quella alla quale siamo abituati, e cioè alle relazioni, però abbiamo pensato che questo modo di trattare l'argomento possa essere più interessante per chi ascolta. I classici che verranno letti sono tratti da opere di Luigi Pirandello e di Leonardo Sciascia, per rimanere nel territorio, ma anche da altri autori come Salvatore Satta e come Franz Kafka. Questo spunto darà a noi l'occasione per riflettere sulla giustizia, un tema importante, nodale per noi tutti, in quanto tutti quanti in un modo o nell'altro abbiamo a che fare con la giustizia, e perché la giustizia riguarda tutti. A questo proposito posso concludere citando Leonardo Sciascia, che a sua volta cita Manzoni, per ricordarci che la giustizia non riguarda soltanto i nomi più noti, ma riguarda anche il signor Russo e il signor Rossi, fa riferimento ai Promessi Sposi dicendo delle genti meccaniche e di piccolo affare. L'incontro di oggi è particolarmente interessante perché cerca di coniugare letteratura e diritto, il cui confine, come voi sapete, non è spesso ben delimitato, ed è una prima esperienza mettendo insieme alcuni dei grandi di questa terra come Pirandello, come Sciascia, insieme a grandi come Satta e Kafka. È una prima esperienza che noi speriamo di replicare al più presto. Un mondo in cui lui stesso